Benvenuto a Paolo Sabatino, CEO di RPNet. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Paolo è qui, è un amico di Radio Cittadella, sì. Lo possiamo dire tranquillamente. È qui perché la Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope di Taranto ha vinto un importante premio, il premio Innovazione SMAO 2025, un riconoscimento che è stato conferito a Milano e che premia i progetti che migliorano la qualità della vita e la gestione delle risorse, rendendo le città più smart, giusto Paolo? Giusto, esatto. Che premio è? Raccontaci un po'. Allora, questo premio valorizza il lavoro fatto nella Casa delle Tecnologie Emergenti da vari partner pubblici e privati negli ultimi 2 anni, da quando è nata la Casa delle Tecnologie Emergenti. In particolare il premio premia, scusate il gioco di parole, la piattaforma Urbania. La piattaforma Urbania è una piattaforma che raccoglie tutti i dati provenienti dai vari sensori che sono sparsi per la città. Sensori realizzati da partner della Casa delle Tecnologie Emergenti, nulla a mercato, quindi la Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto è stato un vero e proprio laboratorio di innovazione. Urbania è la punta dell'iceberg, è quello che si vede della piattaforma che abbiamo avuto l'onore di sviluppare, pertanto questo premio ci dà un grande valore, ci inorgoglisce. Urbania è stato sviluppato proprio da RPNet, sì, insieme a Bifrist. Urbania è stata sviluppata a livello software dalla società che rappresento, la RPNet, di cui sono amministratore, e raccoglie dati provenienti da vari sensori. All'interno della CTE Bifrist è un partner, di peso, perché ha sviluppato varie tipologie di sensori insieme ad altri partner. Ci sono anche stati altri partner, perché il sensore sono sensori sparsi per la città, non solo nel monitoraggio ambientale, quindi anche del monitoraggio della salute animale. Per esempio ci sono stati dei progetti sperimentali dove abbiamo realizzato dei nidi smart, per poter capire cosa succede a livello di fauna. Ok, quindi anche i volatili. Bifrist è un partner che ha sviluppato dei sensori importanti, anche mobili. Siamo andati in TV negli ultimi mesi con questo progetto sperimentale. I vigili urbani di Taranto indossano dei sensori che monitorano in tempo reale esattamente la qualità dell'aria. In modo tale da capire anche come si sposta, sì, esatto, la città, come vive la città. Una sorta di sensoristica che si muove insieme alla città, non più la centralina statica in cui siamo stati sempre abituati. Quindi è un progetto che ci permette di analizzare dati. Anche attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale ci viene molto comodo in questo caso, perché abbiamo tanti dati e abbiamo uno strumento che ci permette di analizzarli e metterli in correlazione. E con questi dati come possono cambiare il modo di vedere la città, o comunque come possono essere utilizzati a favore dei cittadini? Questi dati ci permettono di avere un quadro complessivo anche di valori eterogenei, nel senso che abbiamo legato dati, parametri ambientali, ma anche dati sanitari anonimizzati, quindi possiamo capire e mettere in mano questo strumento sia la parte di chi gestisce e deve gestire i dati, quindi la pubblica amministrazione, ma anche dalla parte dei cittadini, per avere la possibilità di sapere realmente com'è la qualità dell'aria, ma come posso in qualche modo sapere come la città, com'è realmente la città sotto l'aspetto ambientale, perché magari mi permette di capire che in quel momento, in quella determinata ora, in quella determinata via ci sono dei parametri un po' più alti, ma non solo parametri ambientali legati al PM, CO2 che siamo abituati a sentire anche in anche il calore. Esatto, il calore, il rumore. Il rumore è un altro dato fondamentale che si può monitorare, di inquinamento. È un inquinamento acustico che noi riusciamo a monitorare attraverso dei sensori sperimentali sviluppati all'interno della Casa delle Tecnologie Emergenti. Quindi ripeto il termine, è stata un'esperienza positivissima, perché è un laboratorio di innovazione che ci ha permesso di collaborare in maniera sinergica, quindi
per la prima volta nel mio caso mi sono rapportato con il comune, con le università, con start-up, con aziende più strutturate, con organismi di ricerca, insomma c'è un partenariato veramente vario e variegato. E noi di questo e di tanto altro e anche dello stato di salute continueremo a parlare fra poco, sempre con Paolo Sabatino, sempre qui su Cittadella la radio. Stiamo parlando della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope, abbiamo parlato di questo importante premio, questo importante riconoscimento vinto dalla CTE e abbiamo parlato anche della piattaforma Urbania. Quali sono invece i progetti futuri? Allora, in questo momento è in sviluppo un chatbot di intelligenza artificiale. Che cos'è un chatbot? Un chatbot è un agente, diciamo, è il nostro ChatGPT, per semplificarla, dove potremo chiedere, quindi la piattaforma è una piattaforma software, quindi siamo abituati, diciamo, a interagire con un normale software. Con un chatbot invece potremo interagire come facciamo con ChatGPT, ma anche non solo testualmente ma anche in maniera vocale. Quindi potremo chiedergli con il nostro linguaggio naturale informazioni legate a parametri ambientali della nostra città. Quindi, non so, in zona 3 Carrare Battisti, come è stata la qualità dell'aria negli ultimi 10 giorni. E lui fa un'analisi in tempo reale e una media in tempo reale dei dati. Quindi molto interessante, è un progetto che ci vede anche lì protagonisti, insieme a Rodolfo Sardone che è responsabile scientifico. Quindi continuiamo ad apportare innovazione all'interno di questo. È interessante questa cosa messa nelle mani di un'amministrazione comunale, esatto. come possa cambiare il volto della città, anche sì, come ci si possa intervenire. Si parla tanto di smart city, termine che magari guardiamo in maniera, diciamo, lontana da noi, ma in realtà questi sono degli esempi pratici e pragmatici. Cioè questa è la tecnologia che serve al comune, che serve al cittadino, che ci permette di avere un quadro della situazione e poi poter permettere ai decisori di prendere delle decisioni. Non è la bacchetta magica, ma certo, perlomeno è uno strumento tecnologico che utilizziamo a servizio della città. Bene Paolo, grazie per essere stato con noi.